Eccoci con Michele Lipani, di Fratelli d'Italia, oggi qui presente come cittadino. Abbiamo appena assistito alla manifestazione dei sindaci per velocizzare i lavori della ultimizzazione della terza corsia autostradale. Cosa si sente di dire dopo aver ascoltato le parole del sindaco di Portogruaro, che faceva le veci anche del sindaco della conferenza dei sindaci Falcomer? Grazie, è chiaramente condivisibile tutte le iniziative che si fanno per velocizzare i lavori. È da troppo tempo che questa autostrada doveva essere completata e purtroppo troppi morti si stanno susseguendo nelle more, diciamo, del completamento della terza corsia. È condivisibile al massimo perché sono azioni che dovranno poi essere supportate sicuramente da azioni pragmatiche e pratiche di spinta, diciamo, principalmente sul governo. Abbiamo appreso che il Presidente della Repubblica ha preso a cuore il completamento della terza corsia. Speriamo che tutte queste cose messe assieme facciano un effetto sinergico a che si possa realizzare. È da troppo tempo che aspettiamo il completamento di questi lavori. Noi come partito nel passato abbiamo fatto una raccolta firme a Portogruaro per sensibilizzare la popolazione e avvicinarla a questo problema. Abbiamo avuto un'ottima risposta, a cui è seguito anche un emendamento, una proposta in Commissione Bilancio al Senato, che purtroppo dal passato governo ci è stata bocciata, che era quella proprio che indirizzava alla... Col nuovo governo c'è più possibilità? Col nuovo governo mi auguro che la possibilità aumenti, perché al di là del colore politico, dico, una situazione del genere non dovrebbe riconoscere paternità partitica. È un'opera che va completata e i morti non hanno colore politico, e che fossero 1, che fossero 10, bisogna evitarli, e purtroppo troppi morti ci sono in questo tratto di autostrada. Allora, per chiudere, perché quello che non si capisce, almeno io non ho capito bene, è la reale tempistica in cui si andrà a concludere questi lavori. Lei se la sente di fare una previsione? Ma guardi, io non posso fare una previsione, posso solo registrare che c'è una nuova società, la Newco, che entra adesso, dovrebbe prendere possesso, diciamo, di quello che era la vecchia proprietà, quindi ci sono dei tempi burocratici tecnico-giuridici che non gli consentono di mettere le mani al portafoglio, per cui i tempi si dilatano anche per questo motivo. Ecco perché la pressione sul governo, sullo Stato, perché intervenga per far realizzare l'opera prima. Potrebbe anche essere un anticipo che a carico dello Stato, purché si completi l'opera. Sì, questa manifestazione va in questo senso, insomma. E queste manifestazioni va in questo senso, cioè non è possibile aspettare ancora. Qui è un bollettino di guerra, non dico giornaliero, ma quasi. Beh, allora grazie a Michele Lipani. Io penso che lei, come politico e rappresentante di Fratelli d'Italia, farà sicuramente il suo per velocizzare nei tasti, visto che siete al governo, e grazie. Grazie a lei.